Assessore Bini, oggi viaggio nel manifatturiero che cambia, c'è sempre più bisogno di innovazione. Come risponde la Regione? La Regione già in passato si è adoperata con delle norme, con dei regolamenti atti ad agevolare un po' chi vuole fare impresa, chi vuole innovare, e non solo attingendo dai fondi regionali ma anche dai fondi europei col Porfes. Quello che noi cercheremo di fare dopo aver ascoltato in questi mesi l'imprenditoria, l'associazionismo, è quello di rispondere alle esigenze che ci sono state avanzate. Numero uno, sburocratizzare il più possibile tutti quelli che sono i processi che vedono quotidianamente coinvolti gli imprenditori. Punto numero due, garantire agli stessi facilità per quanto riguarda l'accesso al credito. Noi abbiamo, vede, un sacco di strumenti preposti, parlo di Mediocredito, Friuli, Fondo Sviluppo, eccetera, eccetera. Insomma, quello che noi vorremmo è garantire agli imprenditori un unico sportello al quale rivolgersi per poter avanzare le proprie domande, le proprie esigenze. Poi deve essere il back office della Regione in grado, capace di smistare le pratiche agli uffici corretti e competenti.